Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Bentrovati dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. Inizia la stagione 2018-2019 per quanto riguarda il campionato regionale di eccellenza Veneto. Il girone B in campo qui al D'Agostin di Pieve di Soligo con gli applausi del pubblico presente. Ci sono Eclisse Careni Pivigina, formazione di casa, e Union Pro 1928, una nuova Union Pro nata appunto dopo i problemi societari dello scorso anno. Di questo parleremo magari nel corso della nostra telecronaca. Vediamo le formazioni con l'Union Pro che va in campo così: Pomiato, Dei Poli, Marcato, Meite, Nobile, Trevisiol, Dalio, Coin, Volpatorei, Ndiaye, Peron. Questo l'11 schierato dal nuovo tecnico Alberto Gionco, che in panchina porta Mason, Fornasier, Danieli, Delaini, Fuxà, Barzaghi, Dri e Berardi. Risponde l'Eclisse Careni Pivigina con Sartorello, Meneghello, Damuzzo, Scarabella, Francescon Tibolla, Zanetti, Nicoletti, Ianco, De Zotti e Frezza. Quindi rientra nell'11 di partenza Ianco, il centravanti in questo caso titolare questa domenica per la prima di campionato. Tutto è pronto, tra poco il via. In panchina Stefano Della Bella porta con sé Armellin, Martignago, Segat, Busetti, Frezza, Marco, Favero, De Faveri, Selmani, Marson. Arbitra l'incontro il signor Manuel Gambuzzi, che dà il fischio di avvio proprio in questo esatto istante, coadiuvato, è della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dal signor Jacopo Albertin della sezione di Padova. Attenzione al primo attacco della formazione di casa, che va a riprendersi palla con Zanetti, che mette dentro bene una bella palla che viene fatta preda dal Pomiato, il numero 1 avversario. Vi dicevo Jacopo Albertin della sezione di Padova sotto la tribuna centrale, e dall'altra parte del campo Michael Gnocco della sezione di Este. Inizia il campionato 2018-2019, finalmente ci si muove, si fa sul serio, come adesso quando si presenta per il primo tentativo di andare al tiro l'Union Pro in maglia bianca e calzoncini blu. Avanti ancora l'Union Pro che prova a manovrare, cerca nello stretto di venire in avanti, un rimbalzo favorevole ancora per Peron, poi Ndiaye che cerca di conquistare palla, non riesce, la palla termina in... Vediamo se fallo laterale, si riprenderà, oppure da un calcio d'angolo si riprende con una battuta e un calcio d'angolo a favore dell'Union Pro. La batterà, vediamo se sceglie la battuta lunga oppure uno scambio, perché ci sono due giocatori nell'immediata vicinanza del pallone. Chiama lo schema, batte Marcato, anzi è il numero 2 dei Poli alla battuta, palla ancora dall'altra parte toccata dall'estremo difensore della formazione di casa, era Coin a battere questa punizione, ed è uno schema proprio che vedete la formazione dell'Union Pro adotta sui calciodangoli. Ancora sia Marcato che Coin da una parte e dall'altra, quindi dalla destra o dalla sinistra, scelgono poi in ultima battuta come mettere questo calcio d'angolo. Vediamo adesso se Coin o Marcato. La punizione diventa quasi una punizione, perché è molto pericolosa, messa dentro, ancora un colpo di testa pericolosissimo. C'era il fuorigioco di Nobile, però attenzione alla linea difensiva della formazione di casa, che si è lasciata un attimo saltare da questa azione dell'Union Pro. Fortunato l'estremo difensore Sartorello, che ha visto palla solo all'ultimo minuto, ma l'ha toccata un giocatore che era al di là di tutti e quindi in offside, in fuorigioco. Si riprende e si è ripreso a giocare con un rinvio che va oltre la metà campo, poi si torna indietro ancora per quanto riguarda la formazione dell'Union Pro, che manovra
con i suoi uomini della difesa, Trevisioli in particolar modo, dietro per Dalio, ha cambiato parecchio la formazione dell'Union Pro dopo i problemi societari dello scorso anno. Oltre a cambiare il tecnico di cui si sapeva, ha dato anche un po' una risistemata al roster, chiamiamolo a modo cestistica, alla formazione, alla rosa della compagine di Preganziol, di Mogliano. Viene in avanti, attenzione, buona questa palla, altrettanto buono l'1-2 tentato da Frezza e Janko ancora al terzo minuto di gioco. Un dialogo molto interessante, Frezza per Janko, tiro immediato che sibila alla destra del portiere ospite, quindi nulla da fare, si riprenderà con una rimessa in gioco quando scocca il quarto minuto di gioco. Palla sui piedi di Trevisiol che si gira, cerca un compagno libero, lo trova subito, l'appoggio ancora per Meite che si gira. Meite è un po' il metronomo di questa formazione, ce lo ricordiamo anche quando giocava con il Mestre. Pallone che viene riconquistato dal numero 3 Damuzzo, schierato quest'oggi nei 4 della difesa perché manca Moretti, squalificato in Coppa, ma ci siamo informati con un leggero problemino fisico e quindi non ha voluto rischiarlo Della Bella, e quindi una linea difensiva che cambia ancora una volta, però massima attenzione, spinge Meneghello, ancora cerca il lungolinea su Janko che viene anticipato dal suo diretto avversario, palla che torna indietro, si rigioca con Janko, ci mette il corpo, la palla termina fuori in fallo laterale per l'Union Pro che manovra su Peron, si gira bene Peron, serve Volpato Rei, un uomo di esperienza per questo Union Pro. Rei Volpato, classe 1986, la lista porta un 1886, pare un po' troppo vecchio effettivamente. 1986 per Volpato Rei, uomo di esperienza, messo lì davanti, schierato lì davanti da Gionco a far reparto da solo, e può farlo naturalmente visto le abilità del giocatore. 5:33 ai nostri cronometri. Un caldo che molti bollettini delle temperature meteorologici hanno denominato anomalo per la stagione. In effetti avrebbe dovuto abbassarsi notevolmente la temperatura, così non è stato, almeno per quanto riguarda la provincia di Treviso e Pieve di Soligo in questo stato, e in questo caso molto caldo, e questo influirà anche e naturalmente sul rendimento delle due squadre che stiamo vedendo in campo. Meite che si ostina a portar palla, poi finalmente la cede verso Marcato che spinge sulla fascia sinistra del campo di sua competenza, ancora esce Meneghello di forza, poi la perde perché si intestardisce a volerla portare, e allora ci pensa De Zotti a far girare la palla prima su Tibolla che si arrabbia adesso su Meneghello, dice qualcosa al suo difensore di fascia destra, palla che viene messa fuori da Muzzo perché c'è un giocatore dell'Union Pro a terra ed è Marcato, Pierluigi Marcato, classe 1998, ha subito un fallo, diciamo così, un colpo in uscita da parte di Meneghello abbastanza duro, è rimasto lì sulla terra, però non vuole l'ausilio, non vuole l'entrata dei sanitari, però non ce la fa, e in effetti è l'arbitro che decide poi, perché è andato prima a chiedere a Marcato se voleva l'ausilio del massaggiatore, lui ha detto di no, però signori miei proprio non ce la fa, e allora l'arbitro dice: ma Gambuzzi di Reggio Emilia, che è uno dei 3 arbitri, se non erro, di fuori regione che in questa prima giornata sono chiamati ad arbitrare appunto partite di eccellenza e promozione per quanto riguarda le compagini trevigiane, venete in questo caso. Buono ancora l'azione difensiva di Alberto Dei Poli che mette la palla lontana dalla sua area. Può ripartire la formazione di casa ancora con Francescon, poi chiama Scarabel che fa il metronomo davanti alla difesa, scaraventa dalla parte opposta per Meneghel,
ancora lunga per Zanetti che alza la testa, è una nuova posizione quella che gli ha disegnato, è buona questa azione, attenzione sull'invito per Nicoletti, si era mosso bene, Frezza era rimasto fuori, è una nuova posizione, vi dicevo, quella che gli ha disegnato Della Bella in questo periodo, lo abbiamo visto la settimana scorsa in Coppa giocare poco dietro le due punte davanti e quindi una posizione che può, attenzione, palla pericolosissima, ma c'era il fuorigioco. C'era il fuorigioco di Frezza, Frezza non è d'accordo con l'arbitro, vedete, ad ampi gesti dice che non era in fuorigioco, però il guardialine non ha avuto dubbi, ha alzato la bandierina immediatamente. Intanto la situazione di Marcato sembra essere più grave del previsto perché si sta scaldando un uomo, Gionco ha chiesto subito ai sanitari cosa aveva il ragazzo, sta zoppicando notevolmente, secondo me non ce la fa. E in effetti dovrebbe aver chiamato già il cambio, è stato pestato duro, diciamo così, si tiene anche mani tra i capelli, prova a correre adesso ma non ce la fa, scuote la testa e dice no, non ce la fa, e caviglia sinistra che è stata toccata duramente ma non volontariamente da parte di Meneghello. E quindi Marcato sarà il primo sostituto dell'anno del campionato da parte della formazione dell'Union Pro. Con le mani intanto dalla parte opposta alla nostra postazione c'è Damuzzo che cede palla a Scarabella, ancora Damuzzo, lancio lungo in avanti cercando e trovando Frezza che di testa fa viaggiare Nicoletti, fermato da Meite ancora in avanti per Peron, fermato da un lungo rinvio di Francescon che mette fuori e lontana la palla. Vediamo se ci riprova Marcato, ma no, penso non sia proprio in grado di farlo perché zoppica notevolmente. Ianco, palla tra i piedi, ancora Scarabel, va a pescare Meneghello che adesso si è spostato in avanti visto che l'uomo non ce l'ha da marcare per il momento. Spinge De Zotti per Ianco sulla fascia destra del campo, è buona la palla messa dentro, cercata la deviazione da parte di Zanetti prima, poi la palla termina ancora a Frezza e ancora un tentativo verso il portiere dell'Union Pro che termina fuori di poco, una palla sibilante al 6° minuto di gioco, ancora Frezza che si gira, batte immediatamente a rete, palla fuori, palla toccata in angolo, ecco il cambio che arriva al 6° minuto di gioco, quindi fuori Marcato. 11° minuto del primo tempo per l'Union Pro, esce col numero 3 Pierluigi Marcato ed entra col numero 17 Nicola Barzaghi. E allora 11° del primo tempo, è il primo cambio della stagione, il primo cambio per l'Union Pro che manda nel rettangolo di gioco il numero 17 Barzaghi. Nicola Barzaghi, classe 2001, prende il posto di un 98 Pierluigi Marcato, colpito duro da Meneghello e costretto all'uscita. Primo calcio d'angolo per l'Eclisse. Palla che non va in mezzo, non impensierisce la retroguardia dell'Union Pro, che lo scorso anno ha fatto un campionato, possiamo dire, double face, perché in una prima parte non eccezionale, poi una seconda parte centrale dove ha vinto quasi con tutte, insomma partite molto molto interessanti, molto belle, che lo hanno portato nelle zone alte della classifica. Poi visto anche la confusione che si era creata intorno al suo presidente, un calo di tensione, un calo di concentrazione, la squadra si era attestata poi su una posizione di classifica che non ha fatto sì che ci possano essere stati dei rischi per rimanere in categoria, però aveva perduto in quel momento una delle condizioni fisiche, morali e tecniche interessantissime di quel campionato, di quell'eccellenza lo scorso anno.
un raddoppio di marcatura su Janko, però non c'è il fallo, dice il signor Gambuzzi di Reggio Emilia. Palla che viaggia dalle parti di Pommiato, che a sua volta con il piedone mette in movimento Dei Poli cerca il suo compagno di linea e di catena, costringendo Dei Poli a correre, poi Dei Poli torna indietro, viene a riprendersi la palla ancora sulla metà campo. Dei Poli alza la testa, prova a scartare l'uomo, ci riesce con Nicoletti saltato in prima battuta, poi arriva Scarabel ed è il giocatore ex Vittorio Veneto Scarabel che subisce il fallo, va per le terre e si riprenderà a giocare, naturalmente con una punizione a favore dell'Eclisse. Careni Pievegina la batterà lo stesso Sartorello. Nella linea difensiva, lo ricordiamo, mancano due giocatori, Marson e Canzian, alle prese con degli infortuni. Canzian reduce ancora da un infortunio subito lo scorso anno, sembrava tutto passato, poi qualche cosina ha preoccupato ancora il forte difensore trevigiano e quindi tutto da rifare o quasi, insomma, per una preparazione allentata, per una preparazione in ritardo, mentre Marson ha fatto i primi allenamenti e poi ha subito un colpo ad un ginocchio ballerino che lo ha costretto a degli esami. Fortunatamente nulla di grave, però la ripresa del gioco anche per lui è condizionata intanto dal sistemarsi fisicamente e poi dal trovare posto, quindi diciamo che è una linea difensiva, se vogliamo, formata in questo caso, vedete, formata da Damuzzo, che grande difensore non lo è. E poi bella questa palla, ma c'è il fuorigioco ancora fischiato. E poi vi dicevo, come avevamo già sottolineato la settimana scorsa in fase di telecronaca in Coppa, dicendo che facendo e tenendo questi quattro in difesa, uno dei quattro si chiama Tibolla e quindi lo togli ad un centrocampo. Applausi intanto che sentite, vanno a Marcato, infortunato, che esce dal campo. Palla buttata in avanti, il colpo di testa va anche sul braccio di Meite, che alza, anzi era Ndaye che alza il braccio, ma la palla ha danzato proprio sul suo corpo, palla che è terminata fuori. L'arbitro lascia andare, lascia correre, si riprende con una rimessa in gioco da parte di Sartorello, che attende la posizione dei suoi quasi tutti all'interno dell'area di metacampo. Pallone lungo oltre la metacampo, il tentativo di colpo di testa da parte di Janko, che ha a che fare con un giocatore piuttosto alto e piuttosto esperto, Nobile, che non gli ha lasciato vedere palla fino a questo momento. Un guizzo nel primo minuto, al terzo minuto un guizzo e uno scambio buono tra lui e Frezza, e ha permesso a Janko di presentarsi di fronte al portiere Pommiato e tirare. Buono l'anticipo di Meneghello, con qualche rischio su questo anticipo che, se andava a vuoto, avrebbe aperto un varco sulla catena di sinistra. Ancora dietro, palla che cercava l'appoggio con Coin e Dalio la scaraventa in avanti buttandola via, come fa anche De Zotti. Voleva sventagliare dalla parte opposta, dove però non avrebbe trovato nemmeno Frezza, che aveva stretto sul centravanti, sulla posizione di centravanti. Viene in avanti l'Union Pro, attenzione, bravo ancora Tibolla, che è sicuramente uno dei più in forma in questo inizio campionato e Coppa, lo abbiamo visto. Attenzione ancora, aspetta palla all'ingresso dell'area di rigore il portiere Pommiato, senza problemi per lui, una presa facile per mettere in movimento la sua squadra. In avanti tutti ancora con l'11° minuto di gioco al nostro cronometro, sullo 0-0 qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo. Palla che arriva sul numero 7 Dalio, che la sventaglia in mezzo per Volpato, Ray Volpato, e un stop e un appoggio di petto per Ndaye,
che va al tiro, palla che comunque termina e sorvola abbondantemente la traversa e la porta difesa da Sartorello, che con tutta calma raccoglie sfera e pallone, la mette giù ed è pronto al rinvio lungo oltre la metà campo, dove sono un po' tutti i giocatori, con Zanetti che parla con Janko, i due sono anche vicini, va al colpo di testa Janko, era uno schema che avevano tentato sul tentativo di anticipo anche del capitano Trevisiol, non riuscito, un colpo di testa, una spizzata di Janko che intendeva servire bene Zanetti, non è riuscito, e allora dalla parte opposta può ripartire Meite, che appoggia la palla sul suo terzino di competenza, palla lunga ancora a cercare Ndaye, che viene anticipato da Sartorello, esce Tibolla dall'area dell'Eclisse Careni Pievigina, Scarabel sventaglia giusto dalla parte opposta, attenzione ad Amuzzo che si complica un po' la vita, l'ha lasciata correre troppo questa palla, poi la va a riprendere, la cede ancora in avanti, poi indietro il passaggio per Francescon, D'Amuzzo gli ritorna la palla, la alza per la testa di Janko, che allora vede ben piazzato in mezzo al campo Scarabel, sventaglia sulla fascia destra del campo per la discesa di Meneghello in avanti, torna indietro per Tibolla in mezzo ancora per Scarabel, che ha il tempo di alzare la testa, molto bella questa palla, tutta buona per Frezza, che si fa ancora una volta anticipare. Frezza ha una ghiottissima occasione sull'ottimo lancio al 19° minuto di gioco, un lancio dalle retrovie che è andato a pescare Frezza, si è presentato davanti al portiere, grande parata di Pomiato, che dice di no al vantaggio della formazione di casa, ma Frezza si è divorato veramente una grossissima occasione. Si gira bene Janko, cerca di partire ma lo ferma sul nascere con un fallo Ray Volpato, che ferma lì la ripartenza dell'Eclisse, tutti sul pallone cercando di bloccare, di ritardare la ripartenza della formazione di casa, con Francescon che va ancora su D'Amuzzo, che deve impegnarsi per tenere dentro la palla, adesso sulla sua fascia di competenza alta. D'Amuzzo subisce fallo, sì, è punizione, se ne incaricherà Scarabel con il suo piede, viene in avanti anche Tibolla, c'è anche Meneghello in netto fuorigioco. Meneghello e Zanetti naturalmente adesso dovranno rientrare quando ci sarà la battuta. È Scarabel che ha un buon traversone, che ha un buon lancio, ecco il rientro dei due, palla che però è corta anche se la fa sua e la tocca per un attimo, attenzione, la chiama molto bene Pomiato e gliela lascia altrettanto bene il capitano Trevisiol. Palla che ancora non esce dalle mani di Pomiato, trova l'appoggio sul numero 2 dei Poli, poi ancora su Nobile che va ancora su dei Poli sulla fascia di competenza, cerca di trovare il proprio compagno, lo trova in Peron che viene fermato ancora, riparte l'Union Pro con Meite indietro tutta, non trova sbocchi, è lenta la ripartenza della formazione dell'Union Pro, che adesso con De Lio perde palla, stava perdendo palla da Lio sull'attacco di Capitan Nicoletti per l'Eclisse. Manovra la palla Ray Volpato che la vorrebbe di ritorno, non è così. Coin che la fa girare prima su Meite, poi su Dei Poli, traversone lungo, palla che arriva innocua tra le braccia di Sartorello, immediato il suo rinvio, due uomini davanti per la formazione dell'Eclisse Careni Pievigina, rimbalza il pallone che beffa in un primo momento De Zotti, poi indietro ancora per Francescon che va dalle parti di Sartorello, che allunga e vede la posizione dei suoi compagni di gioco per quanto riguarda
la compagine di casa. Lancio lungo, ancora il tocco in avanti per la spizzata non riuscita di Janko, che fa tornare indietro. Si riparte nuovamente, palla tra i piedi di Francescon che va da Tibolla. Tibolla gli cede nuovamente la palla e allora fascia sinistra di campo con Damuzzo che alza la testa, pesca De Zotti, troppo solo, se ne avvede all'ultimo istante anche il numero 5 Nobile, che aiuta in qualche maniera la retroguardia a cercare di conquistare questo pallone. Poi palla che termina in fallo laterale, non c'è nessuno a raccogliere la sfera, che termina dall'altra parte del campo, e allora arriva il pallone tra le mani di Damuzzo. Con le mani va a pescare, attenzione, va a pescare Tibolla. Tibolla su Meneghello, fascia destra del campo adesso. Meneghello provava a trovare Nicoletti, anticipato dal suo diretto avversario Ndaye, che va indietro. Poi il rinvio lungo del nuovo entrato, il numero 17 Barzaghi, che non raggiunge però Peron. Poi Sartorello, forse disturbato dal sole, la palla termina lunga e fuori. Nicoletti l'aveva anche presa di prima intenzione, ma il guardialine proprio sotto la nostra postazione, il signor Jacopo Albertin della sezione di Padova, dice che la palla era terminata fuori. Si riprende con una rimessa in gioco da parte dell'Union Pro, ancora Ndaye che di petto da indietro cercando di favorire il suo compagno di squadra. C'è un fallo visto, c'è un fallo e un richiamo soltanto verbale per Nobile, che ha qualcosa da dire al signor Gambuzzi di Reggio Emilia. Ritorna poi al suo posto il centrale difensivo dell'Union Pro. Risultato sempre fermo sullo 0-0. Tibolla per Scarabel. Ancora Tibolla a pescare, a cercare di mettere in moto Janko, che alza il pollice, ma la palla va da tutt'altra parte. C'è sempre lui qui in difesa, invece Tibolla che agisce bene in azione difensiva. Il colpo di testa ad anticipare Ndaye. Indietro Dalio, ancora Dalio, palla per Ray Volpato che si gira, bello il taglio su Ndaye, però non c'è nessuno Ndaye dentro, ci prova lo stesso, ma è altrettanto bravo Tibolla, attentissimo a mettere in calcio d'angolo. Sarà il secondo calcio d'angolo per l'Union Pro, che va alla solita battuta con il terzo calcio d'angolo per l'Union Pro, che va alla solita battuta. Non c'è il numero 3 marcato, ma c'è il numero 17 Barzaghi, e quindi uno schema proprio voluto da Gionco, dalla bandierina. Vedete, chiama e poi sceglie di mettere lungo questo pallone su cui si alza Ray Volpato, mi pare, e avete visto la potenza e l'altezza a cui è andato a prendersi questa palla. È un marpione dell'area di rigore Ray Volpato, voluto da Gionco qui all'Union Pro proprio per fare reparto da solo, e ci sta riuscendo. Guardate anche il pressing adesso su Scarabel, va in pressione, perde la palla Scarabel, la riconquista ancora la formazione ospite con Meneghello che interrompe il gioco. Forse c'era un fallo qui di gamba tesa di Nobile, ma altrettanto di Janko. Poi il tocco di Scarabel che favorisce ancora Dalio che si mette la palla sul destro, prova il cross dalla parte opposta, viene a pescare ancora il giocatore di fascia destra del campo Dei Poli, Alberto Dei Poli, la mette indietro per Peron di esterno, bello con il colpo di testa, altrettanto bello di Tibolla in azione difensiva ancora in mezzo all'area di rigore. Attenzione perché sta spingendo l'Union Pro, guadagna anche una rimessa in gioco vicino alla bandierina. Sarà lo stesso Dei Poli alla battuta con le mani. Peron cerca di girarsi, la marcatura stretta di De Zotti che gli mette fuori la palla con le mani. Allora Meite, arriva Frezza ad interrompere il gioco tra Meite e Dei Poli.
con le mani per cercare di vivacizzare un po' il tono di gioco e un po' di velocità da parte di entrambe, però tenete presente che fa veramente molto caldo quest'oggi qui al D'Agostin, qui a Pieve di Soligo, sole e soprattutto gran caldo. Vediamo anche dalla parte opposta della tribuna dove è sorto il palazzetto dello sport, anche sul tetto una decina di ragazzi, di giovani a torso nudo perché fa veramente caldo e sono saliti lì per vedersi la partita. Ci auguriamo che sia possibile, che non sia pericoloso. Vediamo dalla parte opposta appunto della tribuna del D'Agostin di Pieve di Soligo. E nel frattempo la palla che è terminata sul fondo la rigioca Sartorello con il suo rinvio che arriva, si prende tutto il tempo necessario, rinvio lungo oltre la metà campo per il tentativo di Frezza che si alza, fa la finta, la lascia andare per Zanetti, allora lo mette in movimento Zanetti con Frezza, punta l'uomo, 1 contro 1, si ritorna sul suo passo, è buona la palla messa dentro, viene anticipato da un difensore, da un giocatore della formazione dell'Union Pro. C'è il fallo di Tibolla, su Ray Volpato e l'arbitro questa volta ammonisce Tibolla, è il primo ammonito dell'anno per quanto riguarda la formazione di casa. La stagione per Tibolla insomma è iniziata con il piglio giusto, grande forma e anche grande decisione, perché avete visto insomma ha seguito Ray Volpato fino oltre la metà campo, azione che è continuata e poi per non far ripartire l'esperto giocatore Tibolla ha dovuto atterrarlo, metterlo a terra da tergo e quindi l'arbitro non ha potuto non ammonire il giocatore dell'Eclisse. Ancora un tentativo di continuare a prendere palla con Ray Volpato che adesso si rende protagonista di una spinta nei confronti del suo diretto avversario. Adesso ha rischiato anche Ray Volpato, in effetti il pubblico di casa Pieve ha fischiato un attimino e ha protestato, ha mormorato perché insomma forse in questo caso ci poteva anche stare l'ammonizione perché ha perso un po' le staffe, ha perso un po' la pazienza Ray Volpato. Attenzione, un rimpallo sul volto anche abbastanza doloroso sicuramente per Ianco che lo favorisce, palla ancora lì per Meneghello che spinge in avanti la formazione di casa, De Zotti che sbaglia l'appoggio su Meneghello, non lo trova e allora è costretto ad andare indietro per Tibolla, pressato da Andaieva su Francescon. Serve la fascia sinistra del campo con Damuzzo che invece di spingere si ferma, cerca Scarabel, contratto in un primo momento da un suo avversario, palla che non arriva, Meneghello ancora in uscita forte, nuovamente ancora su un anticipo piuttosto netto e anche qui in questo caso abbastanza duro, però in questo caso mi pare che l'intervento di Meneghello sì, deciso, duro, però anche in questo caso, come peraltro nell'infortunio a Marcato che ha dovuto lasciare il campo anzitempo al 6° minuto, anzi all'11° minuto del primo tempo, anche in questo caso è un intervento abbastanza duro per come si è sviluppato, però non volontario, insomma, quindi direi che l'arbitro in questo caso ha fatto anche bene a non procedere ad ammonizione per il giocatore di casa. I giocatori ne approfittano per dissettarsi, è un minuto, molto caldo come vi ho detto, è stato colpito duro, non alla caviglia in questo caso, ma probabilmente cadendo ha sbattuto il fianco, fa malissimo questo tipo di ricaduta sul fianco per il giocatore dell'Union Pro. La palla
Ianco la fa ritornare ai giocatori in maglia bianca, ai giocatori dell'Union Pro, che ripartono con Nobile e con Trevisiol dalla fascia centrale a pescare Ndaye, che vuole Dalio per Daie ancora, Ray Volpato, lo scambio tra i due, ancora Meneghello che ci mette il piede, ha dimostrato che il piede non lo tira indietro Meneghello, quindi un lancio lungo ancora su Frezza, che ha dalla sua la velocità, però questa volta è stato anticipato sia da Trevisiol, anzi da Nobile, sia dal portiere Pomiato. Non riesce a far sua la palla a metà campo la compagine ospite, che prova a ripartire ma viene fermata subito. A metà campo ancora con Nicoletti, De Zotti, Meite che si getta a terra, potrebbe rientrare in campo il numero 11, lo fa rientrare adesso e c'è un fallo da parte di Ianco sul giocatore Coin, che è rimasto a terra. Anche Della Bella raccomanda la calma e la tranquillità, qualche colpo di troppo, qualche intervento che sta risultando un pochino pericoloso. Stava parlando l'arbitro in precedenza con Trevisiol, il capitano, che avrà chiesto naturalmente di avere un occhio di riguardo per questo tipo di interventi da tergo da parte dei giocatori di casa. E allora Trevisiol è pronto alla battuta, eccola qui, la mette in mezzo, cerca il colpo di testa, lo trova Nicoletti, poi riparte, o quantomeno cercava di ripartire Scarabel, fermato a metà campo ancora dall'Union Pro. Ray Volpato che fa velo su questa palla, Ndaye, la palla è veramente sfuggita via ai giocatori, l'arbitro lascia andare, era tutto regolare, una azione intorno al minuto 34esimo, un'azione che Ndaye ha portato avanti, interessante la messa dentro per l'arrivo degli attaccanti ospiti che hanno fallito la deviazione. È stata un'occasione ghiottissima. Tibolla, lontana, ancora. Trevisiol non trova la palla. Può giocare la formazione. Può giocare la formazione. Ospite adesso con in avanti con Peron bloccato. Si arrabbia Peron con i suoi perché effettivamente non aveva appoggio, però forse si sta lamentando con l'arbitro. Si sta lamentando con l'arbitro perché non gli ha fischiato un fallo. Adesso l'arbitro ha preso da parte Nicoletti e penso che lo abbia raccomandato di dire ai suoi compagni di avere un trattamento un pochino meno arrembante, meno decisivo, meno impattante contro gli avversari. Attenzione a Frezza che ha trovato il guizzo, ancora Frezza che non riesce a girare palla. Aveva in un primo momento perso il duello in velocità contro Trevisiol, che poi ha recuperato altrettanto bene. Eccolo Trevisiol che esce da vittorioso, palla che torna indietro ancora ed è Coin che non riesce a conquistarla. Coin si arrabbia con il compagno, con Barzaghi, gli suggeriva di mettere alta questa palla invece di tentare lo scambio, uno scambio stretto che non è riuscito a contenere e a tenere. Palla che è terminata in fallo laterale, la ripresa per il gioco da parte di Meneghello con le mani per l'Eclisse, un tentativo di riconquistare palla che l'arbitro lascia andare. Il guardialine anche quelli dell'Union Pro avevano protestato per un possibile fallo di mano di Meneghello che poi non c'era. Intanto dalla panchina di Pieve si alza un uomo, Segat,
e va a riscaldarsi. Dalio ancora con Meite. Meite è un po' il metronomo, vi dicevo, di questa squadra, è in grado di farlo molto molto bene con alcune verticalizzazioni piuttosto interessanti. Bravo Francescon a mettere fuori questa palla, poi Zanetti rimane in piedi, l'arbitro fischia adesso e ammonisce Meite, ammonito il numero 4 Meite dell'Union Pro. Non poteva far altro Meite, perché Zanetti era rimasto in piedi, aveva cercato di andarsene, aveva portato bene palla. Squadre che prendono come una manna questa sospensione breve che l'arbitro ha concesso. Fischio dell'arbitro adesso con Tibolla che butta in avanti il tentativo di Janko ancora di spizzare per Frezza, che in questo caso si trovava troppo vicino a Janko e quindi la spizzata è finita tra i piedi del difensore dell'Union Pro, quindi persa e nulla questo tentativo di velocizzare il gioco da parte della formazione di casa, che pur avendo, qui c'è il fallo, sì, di Damuzzo, che si appoggia da una spinta da Tergo, si arrabbia Della Bella perché non serviva proprio, bastava controllare, farsi sentire con il corpo tra l'altro, e invece Damuzzo è uscito innocentemente così, spintonando da Tergo Ndaye, che è andato a terra e può riprendere a giocare. Ancora l'Union Pro, palla per Peron che subito verticalizza, c'è il colpo di testa di Francescon messo fuori per Frezza che cerca di girarsi, non trova posizione, bravo Nicoletti a sventagliare dalla parte opposta dove però Janko commette fallo, sì, ma è giusto. Attenzione però perché Janko, che come abbiamo sostenuto insomma è secondo il sottoscritto è un classico centravanti, in questo caso non aveva guadagnato posizione, era con la posizione del corpo non messa bene e ha cercato di sistemarsi all'ultimo, non c'è riuscito, la palla gli è scivolata fuori e quindi nulla da fare, però buona l'intenzione, quantomeno la sventagliata da una parte all'altra del campo e il tentativo di controllarla, di tenerla, di far reparto, un po' come sta facendo Ray Volpato in mezzo all'area, preso adesso da Tibolla, palla che arriva pericolosamente quasi all'interno dell'area, poi un tiro a botta decisa sul volto di Scarabel. Meite che ha tirato di prima intenzione, era vicinissimo Scarabel, fortunatamente per lui è riuscito in qualche maniera ad ammorbidire questa pallonata. Fa un po' strano aver visto Meite andarsene dopo aver colpito al volo e colpito al volto Scarabel, non si è nemmeno curato di sapere come stava il giocatore, se n'è andato, ha preso posizione subito e ha lasciato andare. Sartorello, portiere di casa, nel rinvio lungo per cercare Janko, non viene trovato, è Barzaghi che di testa mette fuori, rimessa in gioco con le mani, Scarabel per Meneghello per Nicoletti, buona l'azione, si sviluppa bene con Frezza che non riesce a controllarla, non riesce a girarla, Damuzzo, Zanetti che gira il campo bene, ma l'intenzione era buona, però Janko era una decina di metri più indietro, via in pressing, attenzione, bravo Zanetti in pressing a disturbare il rinvio di Pommiato, che ha rischiato moltissimo in questo caso perché stava per avventarsi come un fulmine. Zanetti, palla che viene messa in fallo laterale, Damuzzo con le mani, indietro per Nicoletti, ancora Damuzzo che cerca Frezza, non lo trova, allora Zanetti va da De Zotti, palla che non riesce ad essere controllata e allora ne può approfittare Meite che viene in avanti, attenzione alla linea difensiva che si è alzata
il tiro che sibila Meite, 42esimo di gioco. Meite, grande azione, fa tutto da solo e poi va al tiro che termina di poco a lato. Veramente grossa occasione per l'Union Pro, che si è fatta vedere fuori dalla propria area di rigore. Ha preso palla Meite, si è involato, è andato al tiro dai 25 metri, la palla è terminata di poco fuori. Eclisse che ancora cerca di fare ordine nelle sue azioni. Scarabel dalla parte opposta, manca la spinta qui sulla fascia destra del campo di competenza di Meneghello, che non aveva spinto in precedenza, era rimasto fermo. Damuzzo la butta via questa palla, la riconquista però prima la formazione dell'Union Pro e poi l'Eclisse, piano, troppo piano, con Janko che cerca di velocizzare su Frezza. Frezza non è dello stesso avviso l'arbitro, che dice che non è successo nulla. Trevisiol lascia Meite, anzi è Meite andarsi a prendere questa palla, poi la pesca dentro per Peron dalla parte opposta. Allora sulla fascia destra del campo ancora Peron che vuole sfera tra i piedi, va a pescare e ancora il suo compagno di reparto era Dei Poli, che è andato fino in fondo per cercare di metterla dentro. Poi due giocatori a terra, l'arbitro lascia correre, viene in avanti Zanetti che velocizza, la palla arriva su Frezza che si ferma, ancora Zanetti senza idee perché arriva in tempo Meite, troppo lenti e tra parentesi troppo pochi in avanti a spingere. 3 contro 5 in questo caso per quanto riguardava la formazione di casa, che con Zanetti e prima e poi con Frezza aveva cercato di velocizzare, non riuscendoci e addormentandosi lì sulla metacampo. Ancora Scarabel per Zanetti, Janko torna indietro, Scarabella allora prova a vedere dall'altra parte ma viene contratto. Meite in mezzo, prende palla Nicoletti, si invola, avanti Nicoletti per Zanetti, molto bene, Zanetti viene bloccato in due, poi ancora ritorna sulla palla, un po' di confusione, l'arbitro la lascia andare, la fa sua De Zotti, ci sarà da recuperare qualche cosina. 2 minuti da recuperare nel primo tempo. Si giocherà fino al 47esimo. Attenzione questa palla che alza in qualche maniera il difensore dell'Union Pro, complicando la vita un po' all'uscita di Pomiato, che poi è bravo ad andare a prendersi la palla in presa alta sulla testa anche di Frezza, palla che è sua e poi la cede al compagno di reparto sulla fascia destra del campo, Alberto Dei Poli, classe 96, eccolo Dei Poli, va per linee centrali su Trevisiol che alza la testa, guarda i compagni, trova Nobile a fianco a sé. Per spingere ci vuole Dei Poli, che prova la fuga sulla fascia destra del campo, va a terra, messo giù da Nicoletti, anche se Nicoletti dice e giura e spergiura di non aver fatto nulla. Palla che comunque verrà rigiocata e fatta ripartire dalla formazione dell'Union Pro, con Frezza che scherza con il fuoco perché portava via questa palla che doveva essere posizionata lì dove adesso l'ha messa Meite, che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, viene in avanti Nobile che sbraccia con Meneghello in mezzo all'area. Attenzione, la palla che viene sfiorata, viene toccata da Scarabel, favorisce l'arrivo di Peron che la lascia andare. L'arbitro dice che è terminato il primo tempo sul risultato di 0-0 e si va negli spogliatoi. 15 minuti e poi ci risentiremo ancora dalla D'Agostin di Pieve di Soligo. 0-0 tra Eclisse e Union Pro. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Squadre in campo, rientriamo al D'Agostin di Pieve di Soligo sul risultato di 0-0 tra Eclisse Careni Pivigina e Union Pro. Dopo 45 minuti di gioco, qualche occasione da ambo le parti, dobbiamo essere sinceri, qualche cosina in più sotto il profilo del gioco e delle occasioni l'ha avuta, ma proprio di pochissimo forse l'Eclisse. Ha risposto come ha potuto e ogni volta che ha potuto ha risposto l'Union Pro, e quindi diciamo che il risultato per il momento è giusto, uno 0-0 sotto un cielo carico veramente di gran caldo, un sole che alla fin fine influirà notevolmente, come dicevo in apertura di collegamento, sulla fatica e sui 90 minuti che si andranno a giocare per questa prima di campionato. E allora ci siamo, come dicevamo in apertura, abbiamo aperto la stagione con questa prima giornata di campionato e abbiamo sentito così prima che i risultati dai campi più o meno insomma danno quei risultati e quei pronostici che tutti si aspettavano, insomma, dalle squadre che dovrebbero essere quelle più forti alle squadre che potrebbero avere qualche problemino appunto per rimanere in categoria. È un girone in cui riposa una squadra, quest'oggi riposa il Mestre, un Mestre che domenica prossima sarà a Motta di Livenza contro la Liventina. Per quanto riguarda l'Eclisse andrà in trasferta ad Istrana, e attenzione all'Istrana, e invece la formazione dell'Union Pro sarà in casa contro il Giorgione di Castelfranco Veneto. Veniamo al secondo tempo, allora entriamo in collegamento diretto con Trevisiol che palla tra i piedi, fa viaggiare il suo compagno di reparto, poi a pescare ancora Peron che si fa anticipare da Frezza che perde la palla sul primo tentativo, la rimette giù dalla parte opposta, ancora l'Eclisse, cerca di manovrare con Janko, è buono il suggerimento di Janko Jürgen per De Zotti che si invola, poi torna indietro, il cross che è ancora preda di Enrico Trevisiol, il numero 6, capitano della formazione dell'Union Pro. Di prima intenzione ci prova Scarabel e, come abbiamo potuto vedere dai primi 45 minuti di gioco, Scarabel lì davanti alla difesa ancora non ha il pieno possesso della squadra, possiamo dire, ma è logico che sia così, è appena arrivato, è uno dei nuovi, deve assodare i meccanismi. Certo che uno Scarabel servirà e serve alla formazione della Bella al più presto nel cercare di mettere ordine al reparto e soprattutto a unire il reparto, unire i due reparti, cioè quello di centrocampo e di difesa, e per poi attivare e innescare le punte. E sulle punte c'è, lo avevamo già sottolineato in occasione della prima nostra telecronaca riguardante la Coppa già una settimana fa, abbiamo visto che sul fattore punte, sul fattore attacco ci piace, almeno per quanto riguarda il mio personale modestissimo parere, ci piace questa posizione di Alex Zanetti dietro le due punte. È una posizione dove si valorizza sicuramente il giocatore che ha la testa, i piedi, ha le possibilità per innescare le punte davanti. Certo è che giocando con un trequartista, o se vogliamo chiamarlo un falso 9, che in certe occasioni appunto si trasforma, il campo è finito per Peron, che però è fortunato, trova una deviazione, c'è il quarto calcio d'angolo per la formazione dell'Union Pro. Vi dicevo, certo è che bisogna avere delle punte che devono essere capaci di innescarsi immediatamente. Allora, se Janko Jürgen, abbiamo detto che nei 15 metri è terribile ed è pericolosissimo, ancora non abbiamo visto Frezza, palla che va ancora in calcio d'angolo, quinto corner per l'Union Pro, ancora non abbiamo visto Frezza in questi
ormai si stanno esaurendo, insomma tra poco andranno ad esaurimento questi 180 minuti, compreso la Coppa domenica scorsa. Non abbiamo visto ancora il vero Frezza, diciamo così. Lo ricordavamo, bella questa palla che Sibila, c'è il fallo sul portiere, sì. Sono quei casi in cui il portiere lì ha sempre ragione ed è giusto che sia così. Dicevo di Frezza, ce lo ricordavamo e ce lo ricordiamo e speriamo di rivederlo come nell'ultimo anno, insomma nei primi anni della Serie D qui a Pieve, quando fu una sorpresa e innescò la marcia della velocità, una sua prerogativa, una sua scelta, che è quella di velocizzare il gioco. Ecco, fino a questo momento non lo ha fatto molto. Ecco qui l'imbucata di Zanetti, questa volta sbagliata, ma ancora non per il pallone l'ha sbagliato, per carità, è terminato sui piedi di un giocatore ospite, però non so se avete potuto notare, il taglio delle due punte non era stato fatto in maniera perfetta, quindi Janko era già stato raddoppiato e fermato. Il tiro ancora, Meite si fa vedere subito di che pasta è fatto. Ecco, parlavamo di Frezza, vediamo, viene anticipato da Dei Poli, poi la palla ancora con Janko che si arrabbia, non so se si sia arrabbiato con il suo avversario oppure ha avuto un gesto di stizza nei confronti di Frezza, che non ci ha creduto e non ha appoggiato, non è andato a raccogliersi questa spizzata. Anche lì abbiamo visto che parecchie volte sia il rinvio del portiere sia il rinvio dalla metà campo arriva sulla spizzata buona. Arriva sulla spizzata di Janko, però bisogna seguirlo, però bisogna capire dove poi metterà la palla. Mette giù Meneghello, adesso deve fare ordine un po' l'Eclisse, che ha provato a battagliare, lo fa adesso con Nicoletti, che piano piano sta prendendo forza e corpo. Ammonito Nobile. Ammonito Nobile, mi pare, sì, per questo fallo ripetuto su Zanetti. Adesso dovrebbe essere arrivato il momento di Segat, se non erro. Si alza la panchina dell'Eclisse, perché tra l'altro c'è un uomo a terra dalla parte opposta, c'è giù Meneghello che ha qualche difficoltà. Entra lo staff tecnico per vedere come sono le condizioni di Meneghello e quindi Della Bella aspetta per il cambio. No, dovrebbe farlo ugualmente. Vediamo se aspetta di sapere come sta. No, probabilmente entra proprio per Meneghello Segat, Vediamo. Fa il cambio, dice Della Bella, sì, entra il numero 14. Tempo, sì, sì. Per l'Eclisse Careni Tirigina, esce col numero 2 Giovanni Meneghello ed entra col numero 14 Segat. E allora avevamo visto giusto quando nel primo tempo Della Bella aveva già mandato a scaldarsi Segat, quasi alla fine, 40esimo, 35esimo del primo tempo, aveva mandato a scaldarsi Segat, era perché Meneghello proprio era stato colpito, penso, alla caviglia anche lui, e adesso ulteriore fallo, e adesso non ce la fa più, il ginocchio, vediamo, ginocchio destro, sì, ginocchio destro per Meneghello. E quindi, che tra l'altro già abbondante, anzi non è ginocchio ma probabilmente coscia destra, abbondantemente fasciata già tra il primo e il secondo tempo, non ce l'ha fatta allora, e quindi speriamo che le condizioni non si siano aggravate dopo aver giocato questi 8 minuti, insomma, del secondo tempo, quando forse era
9 minuti del secondo tempo, quando forse era più redditizio e meglio lasciarlo negli spogliatoi onde non rischiare. Speriamo che sia andato tutto bene. Zanetti in azione difensiva su Meite che controlla palla molto bene, Barzaghi che spinge ancora in avanti, Anziere Dei Poli che va a pescarsi di nuovo la palla. Per fortuna ci pensa Damuzzo in scivolata a mettere in calcio d'angolo, ed è il sesto calcio d'angolo per l'Union Pro. È un Union Pro che nel secondo tempo ha decisamente spostato il suo baricentro in avanti, e quindi attenzione, perché adesso la formazione della Bella lascia solo Frezza qui davanti a tutti, controllato da Meite. Stesso schema, solito schema, questa volta lo battono a 2, vedete quante possibilità dà con questa palla che arriva dalla parte opposta ancora per Barzaghi, cerca di girarsi, lo fa bene anche, la mette dentro, non c'è nessuno però davanti, attenzione, 2 contro 1, adesso è una buona azione, attenzione con Meite, bravo Meite che sta per combinarla, poi è bravo che va in scivolata, ha combinato e ha fatto tutto Meite, ha cercato lo stop che non gli è riuscito perfettamente, stava per favorire l'arrivo di Frezza, poi è andato a rimediare in scivolata, ha fatto tutto lui, complimenti perché ha rischiato ma è stato bravo ed è riuscito a salvare una brutta situazione per la sua squadra, perché era 2 contro 1, era ripartita bene la formazione dell'Eclisse e questo deve fare, perché si era trovato con Frezza e con Zanetti davanti, 2 veloci, e quindi questa è la difficoltà. Battono il 5 a Meite perché in effetti ha veramente salvato il risultato e ha salvato la sua situazione, si era complicata un po' la vita. È Pommiato fuori dai pali che va alla battuta intorno all'11° minuto di gioco qui al Comunale d'Agostin, con le 2 compagini ancora ferme sullo 0-0 dopo 45 minuti sotto un gran caldo. Si sta giocando ancora al D'Agostin con squadre che hanno effettuato un paio di cambi. Attenzione, il colpo di testa di Ndaye che è andato alto, non è ridisceso, e allora un tentativo all'11° del secondo tempo, un cross dalla destra del numero 17 per il numero 10 Ndaye, colpo di testa che vola e sorvola alta la traversa e la porta difesa da Sartorello senza problemi. E allora avanti con la compagine dell'Union Pro che mantiene il pallone, cerca di controllarlo, lo butta fuori, c'è un fallo a centrocampo, si scontrano Scarabel e Ndaye, palla che stenta ad arrivare, la portano quelli dell'Union Pro. Meite guarda la posizione dei suoi, poi pesca su Peron, va indietro, Dalio ancora per Nobile che la mette lì, la scodella, poi riparte Ianco, il tentativo di viaggiare su De Zotti che è troppo dietro, troppo indietro, adesso deve venire in avanti, supera la metà campo, spinge la palla, ma ancora la formazione dell'Union Pro riesce a chiudere in tempo. Dalla parte opposta sventaglia, adesso deve inventarsi qualcosa Frezza che converge verso il centro, poi il tiro esce in malo modo dal suo destro masticato, preso un po' di terra con la scarpa e non è uscito perfettamente il suo tiro, nulla da fare, quindi ancora un'occasione, un tentativo di occasione da parte di Frezza non centrato. Attenzione al pressing portato da Frezza, viene in avanti Dei Poli che sbaglia la palla, poi per bontà sua arriva su Daye che va a manovrare questo pallone bene, ancora cerca di andarsene, vede l'uomo che spinge sulla fascia sinistra del campo, la mette dentro, mentre l'Union Pro si cautela e va ad effettuare un cambio. Vedremo tra poco chi. Nobile getta in avanti, Damuzzo in uscita, c'è un fallo, sì, l'arbitro fischia sul fallo in attacco da parte di un uomo dell'Union Pro. C'è il cambio per l'Union Pro, esce il numero 10 mi pare, sì, esce Ndaye. 14° del secondo tempo, secondo cambio per l'Union Pro, esce col numero 10 Mamdou Eladi Dia,
ed entra col numero 16 Gianluca Fuchsa. Gianluca Fuchsa, eccolo qui, già dell'Union Pro, parte un po' sempre dalla panchina questo giocatore, quindi è un giocatore classe 1994 che quindi a giudizio di molti tecnici può far male entrando in corsa durante la partita. Sartorello intanto per l'Eclisse al rinvio lungo. Bravo Janko, perché lui c'è sempre, la colpisce di testa, sono tutte sue le palle, lì deve trovare l'intesa, devono trovare l'intesa con Frezza e con lo stesso Zanetti, non guardarsi così con la palla che passa, qualche maniera Janko te la spizza, te la prende, quindi però bisogna che a fianco a lui ci giochino le due ale o quantomeno chi va a coprire la fascia centrale d'attacco. In avanti ancora la formazione dell'Union Pro, un brutto colpo di prima intenzione ma non volontario, nemmeno questo di De Zotti sul giocatore, mi pare Fuchsa, appena entrato. Si è fatto sentire subito, ha fatto sentire i tacchetti, come si dice in gergo, De Zotti. E allora la palla si muove adesso con Meite che la controlla, alza la testa, parte lui, lancia lungo per Peron, cerca di andarsene, se ne va Segat, attenzione, che rischio, su Ray Volpato ci vuole tutta l'esperienza, questa volta di Francescon, che è riuscito ad anticipare molto bene. Ray Volpato è il settimo calcio d'angolo, però con troppa facilità saltato Segat, il numero 14 di casa, palla che ancora balza lì, Scarabella mette lontana, non c'è nessuno, c'è solo Frezza che arriva adesso, poi Meite con il lancio lungo a sventagliare, Segat la guarda passare, ci deve pensare De Zotti che forse subisce fallo, no, dice l'arbitro, c'è l'ottavo calcio d'angolo per la formazione dell'Union Pro, che ha decisamente spinto in avanti il proprio baricentro, ha decisamente portato in avanti la sua linea e quindi sta cercando di dare l'affondo e di portare l'affondo giusto per portarsi in vantaggio. Attenzione a questa palla, c'è il fallo di Fuchsa sul giocatore in uscita dell'Eclisse. Si riprenderà con una rimessa in gioco che i giocatori lasciano al portiere Sartorello, che è pronto al rinvio al 17° minuto di gioco del secondo tempo. Si riscaldano le panchine, anche se non ce n'è bisogno, attenzione, perché il caldo è veramente notevole. Si vanno a riscaldare sia due giocatori dell'Eclisse, di cui uno è già pronto per entrare in campo. Scivola Nicoletti, peccato, purtroppo non riesce a prenderla questa palla. È pronto il dirigente dell'Eclisse. Che rischio Meita, che rischio, perde la palla, la riconquista Janko, ancora lui, Janko che la lascia correre, poi Damuzzo, fallo, sì, ammonito Damuzzo, perché tra l'altro anche inutile questo fallo, insomma si vedeva lontano un miglio che era in ritardo, ha voluto gettarsi e in effetti Nicoletti gli sta dicendo qualcosa, un fallo inutile e soprattutto una munizione inutile. Se non erro mi pare esca Frezza. Del secondo sì. tempo, secondo cambio per l'Eclisse Careni Perigina, esce col numero 11 Alessio Frezza ed entra col numero 18 Francesco De Faveli. E allora ancora una sostituzione per l'Eclisse, esce Frezza che applaude verso i suoi tifosi, però lo vedo uscire con un volto non molto contento e felice, prestazione un po' appannata, se vogliamo usare questo termine. E allora la compagine si schiera così adesso, l'attacco dell'Eclisse si schiera con Janko e De Zotti laterali,
in mezzo dietro di loro c'è opera Zanetti, mentre questa palla, attenzione, sibila pericolosa con Damuzzo che in qualche maniera la tocca, la mette fuori, favorisce il rinvio con le mani, la rimessa in gioco di De Poli che poi sull'appoggio con Delio la perde, anzi con Coin la perde, allora può ripartire la formazione dell'Eclisse. Vi dicevo, è entrato Segat, numero 14, e poi il numero 18 De Faveri. Andiamo a vedere dove si è sistemato De Faveri, mi pare in mezzo al campo, eccolo lì che prende palla adesso, De Faveri si gira, guarda, alza la testa, lo accompagna Segat, lo sente e lo vede, Segat ha ancora questa palla ma è attentissimo il capitano dell'Union Pro che poi subisce il fallo da parte del giocatore dell'Eclisse in uscita, aveva conquistato palla ma c'è il fallo commesso e allora si riprenderà con una punizione in favore della formazione ospite. Entrano i sanitari dell'Union Pro chiamati dall'arbitro, c'è necessità di acqua e c'è necessità naturalmente della bomboletta magica del ghiaccio sintetico per rimettere in piedi il capitano Trevisiol che era in uscita vittoriosa con palla tra i piedi, è stato atterrato, colpo classico Lopez forse sulla coscia, dolorosissimo, almeno mi sembra di poter vedere da lontano dall'altra parte del campo. Speriamo nulla di grave naturalmente per Trevisiol, uno degli uomini più importanti di questo Union Pro che, come vi ho detto, dopo le vicissitudini societarie lo scorso anno è ripartito. Sì, mi pare classico Lopez, sì, sulla coscia, dolorosissimo, però dovrebbe rimettersi in piedi Trevisiol, zoppica vistosamente, deve uscire e poi rientrare. Tra l'altro esce appoggiandosi al massaggiatore, vediamo se Gionco, vediamo cosa. No, mi pare che abbia tutta l'intenzione di non mollare Trevisiol e di rientrare al più presto, sta già corricchiando, dovrebbe essere pronto. Si riparte con una punizione dell'Union Pro per quanto riguarda la compagine ospite, va a mettere lunga questa palla, la spizzata di Ray Volpato che si arrabbia con il giocatore Peron, reo di essere troppo vicino a lui, la spizzata è stata inutile, quindi spinge adesso Damuzzo sulla fascia sinistra del campo, l'Eclisse che prova a venire in avanti, troppo letta, troppo facile questa palla, poi Damuzzo è bravo a riprenderla e allora Janko sulla fascia sinistra del campo mette dentro questo pallone, ma non c'è nessuno, poi viene agevolata l'Eclisse per questa palla che si immola a metà, su questa palla che danzava lì. La linea difensiva dell'Union Pro aveva dormito in questo caso, lasciando che l'Eclisse la riconquistasse. Palla buona con Janko che si impegna per tenerla, ce la fa, aspetta l'uomo, il passaggio poi è sbagliatissimo, nulla da fare, Peron in azione difensiva va a riprendersela, poi si complica la vita, la getta fuori, ma è ancora Damuzzo pronto lì a riprendere e ad impostare nuovamente, ancora Nicoletti per Tibolla dalla parte di Segat. Sventagliata ancora che favorisce Janko, deve puntare l'uomo, ma lavora bene con il corpo il difensore dell'Union Pro e Janko non può far altro che perdere questa palla perché non è riuscito a saltarlo, non è riuscito a superare, mentre Trevisiol, sto vedendo il capitano che ha ancora qualche problemino, zoppica ancora un pochino, ha fatto un po' di stretching ancora, però è lì al suo posto. Pomiato classe 96 per questo portiere, lungo rinvio, Ray Volpato, la spizzata, avete visto? Ancora Volpato, la butta in avanti sperando di trovare ancora lì Peron. Era buona la prima intenzione sulla spizzata di Volpato, buono il movimento di Peron che aveva seguito il suo giocatore, il suo compagno di squadra. Poi invece il secondo tentativo di Volpato era stata una palla gettata via, non bella e non giocabile da nessuno.
Ancora in avanti la compagine di casa sulla ripartenza e il rinvio di Sartorello che favorisce in prima battuta Nicoletti, poi Damuzzo in difficoltà, Nicoletti che ci mette il piede, subisce anche il fallo da parte di Meite che allontana palla con esperienza, rischiando qualche cosina. Scarabella lascia, Francescon dice batto io, Francescon deve muoversi, deve velocizzarsi. Francescon ancora buttata via questa palla in mezzo tra Ianco e Zanetti, vado io, non è andato nessuno dei due e la palla è terminata in fallo laterale. Si avvicina Meite per far la sua, ma Dei Poli sceglie di andare lungo, Nicoletti di testa, arriva Zanetti da Tergo, la riprende De Zotti per De Faveri, poi la perde anche De Faveri, cercava di servire Segat che era in ritardo sulla fascia destra del campo, nulla da fare, si viene in avanti e poi si torna indietro perché vuole vederci chiaro Trevisiol che ancora zoppica. Serve Nobile in mezzo al campo anche lui, indietro con Dalio. Nobile dalla parte opposta, sventaglia sulla fascia sinistra del campo, punta l'uomo in avanti, traversone, attenzione a non farlo girare, pericolosissimo così. Peron serve il compagno che arriva da Tergo, è stato bravo a metterci il corpo Scarabel, poi ancora perde palla l'Eclisse con Trevisiol che spinge, buon momento dell'Union Pro, attenzione, la palla non va fuori, riesce in qualche maniera, sì, è calcio d'angolo ed è il nono calcio d'angolo per la formazione ospite. Protesta Sartorello, ma anche noi, almeno da quello che potevamo vedere, che abbiamo potuto vedere dalla nostra postazione, molto lontana però peraltro, insomma sembrava che l'avesse tenuta in campo questa palla e messa dentro pericolosamente come è nato. Attenzione, battuto subito il calcio d'angolo, non si era accorto nemmeno l'arbitro. Manovrano a due, ancora palla dentro, Segat ci pensa lui a buttarla fuori, ma è ancora forcing dell'Union Pro. Che è rientrato con un altro piglio dagli spogliatoi. Union Pro, palla tra le mani, cercando un compagno libero, con qualche difficoltà, tutti marcati, adesso lo trova, l'appoggio, poi si ferma, voleva il fischio dell'arbitro che non è arrivato. Ianco, Zanetti tirato da Tergo, l'arbitro lascia andare, adesso lascia giocare perché non aveva fischiato un paio di occasioni, un paio di interventi prima e adesso se la prende con Zanetti che aveva protestato con molta probabilità e deve avergli detto fischio io, quindi tranquilli. Riparte l'Union Pro, non aspetta che il giocatore compagno di squadra si rialzi, la mette dentro questa palla, mamma mia. L'arbitro ha visto un tocco con le mani o qualcosa di simile in attacco tra i due giocatori, tra Nobile e Ray Volpato, che giurano e spergiurano di non aver fatto nulla. È andata bene alla formazione dell'Eclisse perché la palla sarebbe danzata pericolosamente davanti a Sartorello. Francescon, Nicoletti, Scarabel, buona, partito anche in ritardo De Zotti, palla un po' troppo lunga, d'accordo, però questo più o meno insomma bisognerebbe cercare di fare per cercare di portarsi davanti alla rete di Pommiato. Damuzzo controlla, qualcosa da dire tra i due, si guardano in cagnesco, poi rientrano entrambi tranquilli, con Francescon a fare da pacere, a tranquillizzare tutti. Sartorello, il rinvio lungo, Nicoletti di testa, Meite che si oppone, bravo Meite. Giocatore che, se vogliamo, non vedi tanto, per carità, non eclatante, non fa, però c'è sempre, giocatore che poi ti unisce, un po' quello che dovrebbe fare Scarabel.
palla allontanata, un po' di mormorio in tribuna, si riscaldano gli animi, fa già abbastanza caldo, quindi figuriamoci. C'è Scarabel, toccherà a lui solitamente mettere dentro queste palle sulla linea dei giocatori dell'Eclisse, più avanti di tutti Zanetti. La palla però non arriva, è preda dell'Union Pro, che può ripartire, può provare a ripartire. Chiude bene Tibolla, attenzione, Francescon aveva forse la cosa più semplice da fare, cioè servire il portiere, è andato a metterla fuori. Vabbè, si è arrabbiato un po' Tibolla, però diciamo che lo sbaglio era stato di Tibolla questa volta, Ragiona l'Union Pro, la mette dentro, colpo di testa dello stesso Tibolla che non molla mai. E l'Eclisse che sta soffrendo. Damuzzo aveva una mezza intenzione di servire Sartorello, poi con l'occhio ha visto che era in agguato Volpato e ha preferito giustamente andarsi a prendere il fallo in questo caso. Sartorello che esce dall'area ed è l'arbitro, il signor Manuel Gambuzzi della sezione di Reggio Emilia, che ne approfitta per dire qualcosa a Gionco sulla panchina dell'Union Pro. Stava un po' protestando. Adesso c'è un brutto colpo di testa sui due giocatori con Janko, che aveva colpito, ma probabilmente aveva mezzo colpito anche il difensore dell'Union Pro, e a terra Alberto Dei Poli sul colpo di testa, sulla spizzata nello scontro aereo contro Janko. E Dei Poli di tutta risposta se la prende con l'arbitro, che aveva fermato il gioco per soccorrerlo. Ci sarà punizione per Pomiato, Union Pro che prova ancora a spingere in avanti. Lunga, posizionata la difesa si alza la bandierina dell'assistente del signor Gambuzzi, Albertin di Padova, che alza immediatamente la bandierina segnalando la posizione errata di un giocatore o di alcuni giocatori della compagine ospite. In avanti Segat, poi torna indietro, è troppo lenta la ripartenza dell'Eclisse. È chiaro che provano a ragionare, provano a mettere a terra queste palle, vedete, con De Zotti che verticalizza, poi Janko ancora per il tentativo di andare al tiro, centrato un difensore, Damuzzo deve metterla a terra, ci riesce, a fianco a sé a Zanetti che viene anticipato da Barzaghi in fallo laterale. Cambio ancora nelle file dell'Union Pro, esce il numero 11. 33esimo del secondo tempo, terzo cambio per l'Union Pro, esce col numero 11 Filippo Peron ed entra col numero 18 Nicolò Dri. E allora entra Dri, vediamo se cambia qualcosa. Esce Peron che ha corso, sì, però non è piaciuto poi più di tanto, non è riuscito ad impensierire la retroguardia di casa, quindi Gionco gli dà un po' di respiro. Giornata caldissima, attenzione, quindi Scarabel un po' in difficoltà, indietro per Segat che butta lì una palla dove arriva Zanetti, è costretto ancora ad andare da Segat e siamo sempre qui, troppo lenti ancora. Torniamo indietro con la manovra che invece di essere verticalizzata in avanti viene mandata indietro, poi il lancio in avanti di Francescon è sbagliato, finisce direttamente tra i piedi di Pomiato. Segat la mette a terra e può alzare la testa, però sulla fascia non c'è nessuno che potesse essere servito, quindi
lì lo sbaglio non è stato di Segat, scusatemi. Damuzzo, Janko per Zanetti, che adesso punta sulla fascia sinistra del campo, deve andarsene, deve provare ad inventare qualcosa. Nicoletti, contratto da Meite, fallo dice l'arbitro. Qui avrei lasciato correre personalmente, perché è stato un intervento sì che ha mandato per le terre Nicoletti, però poi si era rialzato subito, era stato uno scontro tra i due giocatori, quindi si gioca ancora con Segat che appoggia in avanti ancora, torna indietro Segat, e qui ancora lui, deve metterla dentro. È buono questo tentativo che si stava tramutando in un pericolosissimo tiro, lo ha osservato, c'è un cambio, vediamo se fa tempo a farlo ora l'Eclisse. No, perché mi pare che si giochi. Pomiato vuole andare alla battuta, sta per entrare Selmani, Artin Selmani, classe 2001, squadra estremamente giovane, una media di 20,85, l'Eclisse 26,47, la media invece dell'Union Pro. Fallo di De Zotti, allora si riprenderà a giocare con una punizione. Vediamo se Della Bella dà l'ok per la sostituzione, mi pare di no ancora, però vedo che il foglietto ce l'hanno in mano, non capisco se l'arbitro non abbia visto o se attendono la battuta di questa punizione per effettuare il cambio, quindi vogliono non sconvolgere movimenti, schemi e posizioni appunto difensivi in questa punizione. Union Pro alla battuta, minuto 36 del secondo tempo. Vediamo cosa nasce. Una battuta che va alta, altissima. Fuxa si mette le mani nei capelli, ha ragione. Adesso si fa vedere il dirigente di casa dal signor Albertin. Del secondo tempo, terzo cambio per l'Eclisse Careni Cina, esce con il numero 9 Jürgen Janko ed entra col numero 19 Artin Selmani. E allora fuori Janko che esce tra gli applausi del suo pubblico. Io ho sempre sostenuto questo giocatore perché mi piace nel suo ruolo, molte volte non gioca nel suo ruolo, svaria, e quindi quando svaria da quei 15 metri dove è letale diventa un po' problematico, no? Però gli applausi ci sono, vuol dire che anche il pubblico è uno intanto che non molla mai, quantomeno ti dà tutto, e quindi quest'oggi è partito dall'inizio e quindi bene per lui, minutaggio nella prima di campionato, e vedremo quello che succederà nelle prossime gare. Avanti ancora, era buona l'azione del numero 18 De Faveri, che non è riuscito però nell'ultimo tocco a mettere in movimento Segat. Nulla da fare, Francescon in avanti, buttata via, però non così le verticalizzazioni, perché altrimenti sono tutte preda della difesa dell'Union Pro. Scarabel, bello il taglio di Scarabel per il tentativo di De Faveri di raggiungere, di arrivarci sulla palla, non c'è riuscito, peccato. Andiamo a vedere che cosa succede ancora con dei Poli qui sulla fascia, che spinge, viene bloccato dal pressing alto di Nicoletti. È un Nicoletti che ci è piaciuto quest'oggi, sta cominciando a prendere atto che insomma il centrocampo lì lo devi fare, lo devi tenere, lo devi essere sulla fascia, come in questo caso, andando a pressare, andando a rompere. Scusate, qui invece chi rompe il gioco è il numero 16 Fuxa dell'Union Pro. Rinvio lungo, deve impegnarsi Segat a prenderla questa palla, poi torna indietro. È troppo lenta la ripartenza della formazione dell'Eclisse. Zanetti, 2 tocchi per metterla a terra, un po' troppo, poi c'è l'esperienza di Nobile che lo blocca lì sulla bandierina più o meno.
non guadagna nemmeno il calcio d'angolo, uno i calcio d'angoli dell'Eclisse, no? Quindi sono 9-1, c'è un cambio per l'Union Pro. 40esimo del secondo tempo, quarto cambio per l'Union Pro. Esce Volpato. Col numero 9 Ray Volpato ed entra col numero 15 Alessandro Delaini. Allora, anche per Volpato vale lo stesso discorso che ho fatto per Janko. Volpato è uno che ti fa reparto da solo. Certo che se non lo servi o se vuoi giocare in un'altra maniera, un giocatore come lui ti può servire, in questo caso ti serve per la grande esperienza che ha, però poi se gli chiedi anche il gol, come in questo caso e come quest'oggi, si trova un Tibolla e un raddoppio di Francescon che non gli hanno permesso quasi nulla, quindi buona la retroguardia dell'Eclisse e buona anche la prova di Ray Volpato, ma chiaramente a lui Gionco chiede qualcosa in più sicuramente. De Zotti va a terra, c'è punizione per la formazione di casa quando ormai si avvicina il 45esimo minuto di gioco, sono 40 per l'esattezza, 5 più recupero al termine. In avanti De Zotti, invitato a tirare dal pubblico presente, ma è facile dirlo dalla tribuna. Zanetti deve inventare qualcosa, è troppo forte lo scambio, l'1-2 di ritorno di De Zotti con Zanetti, palla, l'intenzione c'era per carità, palla troppo un missile, troppo veloce, quindi nulla da fare. C'è Pomiato che si prende tutto il tempo necessario per effettuare il rinvio, è un inizio di campionato, insomma sapete benissimo, è come sui tornei, no? Quando inizia il torneo l'unico risultato che non devi avere è la sconfitta, idem per quanto riguarda il campionato, l'unico risultato che non devi avere è la sconfitta, quindi portiamo e teniamo questo bravo Meite, perde, poi vedete lui è molto bravo anche in questi frangenti, poi molte volte pecca di voler fare il numero, chi invece non pecca è Tibolla, che poi è sfortunato perché la palla gli stava mettendo in difficoltà. Sì, c'è Meite che la colpisce con la mano. Vi dicevo, Meite molte volte eccelle in alcuni frangenti, poi vuole strafare, la palla la perde, quindi permette di ripartire agli avversari. Brutto il colpo di testa di Alberto Dei Poli, che comunque fa andare la palla in fallo laterale. Vediamo quanti minuti concederà l'arbitro, qualcosa da recuperare c'è sicuramente, quindi qualche cosina dopo il 45esimo si giocherà. In avanti ancora, è tutto chiuso lì davanti, Scarabel deve andare su Francescon che allora sceglie la fascia destra del campo, Segat, però Segat davanti a lui c'è solo una prateria, non c'è nessuno con la maglia rossa, adesso c'era andato De Faveri. Meite riparte, attenzione, ci pensa Tibolla a chiudere, bravo, diagonale perfetta per Tibolla, ci auguriamo che Tibolla possa tenere questa forma per tutto il campionato, avrà qualche alto e basso per carità, però certamente un giocatore che sta facendo la differenza e sta dando spessore al reparto difensivo, anche se, come ho già avuto modo di dire, io lo vedrei un pochino più avanti, in mezzo al campo, però di necessità virtù, perché fino a che qui c'era fallo, forse l'arbitro lascia correre, fallo di entrambi, mamma mia che brutto, rosso. Sono saltati i nervi a Dei Poli perché è andato a fare questo fallaccio inutile, ha perso le staffe, veramente si saranno detti qualcosa, sarà successo qualcosa tra i due, però un momento di pazzia di Dei Poli che poteva essere veramente, poteva costare ben più grave a De Zotti. Mamma mia, bruttissimo fallo di Dei Poli
punito con l'immediata espulsione giusta, e quindi si continua a giocare. E adesso con uomo in più la formazione di casa, vediamo se ci prova. 44 minuti di gioco con il recupero da effettuare. Damuzzo per Francescon, per Scarabel, si chiude l'Union Pro completamente. Ammonito anche Trevisiol, ammonito anche Trevisiol. Taccuino che si ingrossa, quello dell'arbitro, il signor Gambuzzi della sezione di Reggio Emilia. Alcuni giocatori di casa ne approfittano per dissetarsi perché fa veramente tanto caldo. Vediamo quanto recupero concede il signor Gambuzzi. 5 minuti. 45esimo del secondo tempo e saranno 5 minuti di recupero. 5 minuti. Quindi si giocherà fino al 50° minuto di gioco qui al D'Agostin. Adesso c'è sulla mattonella preferita di Scarabel l'occasione per beffare l'Union Pro. Vediamo Scarabel sulla sua mattonella al Barison di Vittorio Veneto. In molte occasioni da quella posizione Scarabel ha fatto centro. Vediamo cosa fa qui al D'Agostin. Aspetta il fischio dell'arbitro, naturalmente. Barriera sistemata da Pomiato. Cala il silenzio quasi al D'Agostin. Scarabel, è buona la deviazione anche di testa con la palla che termina fuori, mani tra i capelli di Scarabel, che guadagna il secondo calcio d'angolo della gara. Avrebbe preferito guadagnare il vantaggio, l'aveva indirizzato sulla porta, un tocco in barriera, palla che viene messa fuori dalla compagine dell'Union Pro, che ancora adesso subisce, essendo rimasta in 10 uomini. Scarabel, l'arbitro ha qualcosa da dire al trenino che stava facendo l'eclisse in mezzo all'area. Vedremo, vanno per le terre tutto, e l'arbitro, come in questo caso, fa benissimo. Fallo che non si sa di chi possa essere, però è giusto così, almeno non rischiamo, e non rischia nessuno dei due. Li ha avvisati in precedenza e sono andati a terra i due giocatori, uno da una parte e uno dall'altra, però fallo di confusione, come si dice, quindi si riprende a giocare con una punizione battuta dal portiere Pomiato, Cristian Pomiato. Si giocherà fino al 50° minuto di gioco, 47 sul nostro cronometro, 3 da giocare ancora. Vedete come l'Union Pro va veloce, poi devono averglielo detto a Delaini, rallenta perché siamo in 10 e quindi vediamo di fermarci qui. Meite in mezzo al campo, ancora in avanti l'Union Pro, adesso è tutto intorno al centrocampo, assediato da parte della formazione di casa. Spinge Segat sulla destra, ancora in avanti sulla sua catena di competenza, la tiene bene De Faveri, allora si gira dalla parte opposta con Francescon che la lascia per Damuzzo, un po' in difficoltà. Queste indecisioni sono terribili. Tibolla, la scodella in avanti, va a terra il numero 19 Selmani. L'arbitro dice che non è successo assolutamente nulla. 48° minuto di gioco qui al D'Agostin, ancora 2 minuti da giocare. Selmani va a effettuare velocemente il pressing sul portiere, che è costretto a prenderla in mano ed è rinviare. Eccola qui, arriva con tutto il tempo immaginabile e possibile, preso giustamente Sartorello dalla parte opposta, la fa sua e adesso prova a ripartire lungo il rinvio
3 contro 4 per quanto riguarda Pieve, per quanto riguarda l'Eclisse. In avanti ancora Scodella per Selmani, che deve impegnarsi per cercare di prendere la palla e di farla sua, con Dalio che la mette fuori. Spinge ancora la formazione di casa con De Faberi che cerca di entrare ancora in area. Attenzione, può mettere dentro una bella palla adesso qui o Segat oppure De Faberi, vediamo, sarà ed è Zotti che si incarica. Entra anche Segat per, penso, visto che è bello alto, per colpire di testa. Attenzione alla posizione di partenza di Zanetti e di Selmani, che sono al di là di tutti. Adesso quando la palla partirà dovranno riguadagnare la posizione giusta. Eccoli qua che rientrano. Fallo ancora. L'arbitro non vuole, come si suol dire, problemi, e dice: ragazzi, io fermo tutto, qualsiasi cosa voi succeda all'interno. Eccolo qui, e dà anche il triplice fischio finale. Ha capito che la partita stava un pochino degenerando, e allora, per non complicarsi la vita e per non complicare la vita alle due squadre, Eclisse Careni Pivigina e Union Pro pareggiano 0-0 la prima di campionato. Si inizia con un punto, l'importante era non perdere per entrambi, come dicevo in precedenza. Quando si inizia un torneo, quando si inizia un campionato, insomma, l'importante è fare e muovere la classifica da subito e guadagnare qualche cosina. Un punto guadagnato per quanto riguarda Eclisse e Union Pro. Noi ci risentiamo la domenica, sempre con l'eccellenza, il campionato che seguiremo anche quest'anno. venetoglobe.com, il vostro punto dove troverete anche on demand le nostre partite. A tutti voi, buona serata. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.